Siamo alla sesta corsa di questo pomeriggio all'Ippodromo Arcoveggio, il premio Caleidoscopio, una moneta da 8.800 euro di montepremi, riservata a cavalli di 5 anni e oltre, categoria C e D, sempre sul miglio, partenza con l'autostart. Abbiamo un ritiro, che è il numero 7 Can dei Greppi, e abbiamo tre cavalli sferrati, l'1, il 2 e il 3, quindi Fiamma BFC, Flica e Diva Indal, e poi abbiamo anche un Cocis MP sferrato anteriori e posteriori. Andiamo a leggere il campo partenti di questi 6 cavalli rimasti al via dopo appunto il ritiro del numero 7. Abbiamo col numero 1 Fiamma BFC, femmina da Gruccione Jet, interpretata da Maurizio Cheli, col numero 2 Flica, femmina da Pascià l'Est, interpretata da Antonio Dettoris. Poi abbiamo Diva Indal col numero 3 Mago d'Amore, una femmina interpretata per l'occasione da Antonio Di Nardo, Diamond Francis, il netto favorito della corsa, con il numero 4 Andrea Farolfi per questo maschio da Exploit CAF, col 5 Cocis MP Manuele Matteini, castrone da Man of Many Mission, e col numero 6 Dolly F Riccardo Pestatini, che ha appena vinto la corsa con i Ringo dei Rum, che interpreta appunto Dolly F, femmina di 7 anni da Mago d'Amore. Lampeggiano le luci dell'autostart e i 6 cavalli si appropinquano appunto dietro le ali stesse del mezzo meccanico, che incomincia a raggrupparli. Sono già dietro la rete il numero 6 di Dolly F, vediamo anche Diva Indal, mentre si avvicinano anche tutti gli altri. Quelli in questo momento più lontana è Fiamma BFC, che prenderà probabilmente una partenza un po' più lanciata rispetto agli altri. Ora arriva a rete anche Diamond Francis e andremo a scoprire quali saranno le scelte dei protagonisti di questa corsa per quello che sarà l'avvio, che sarà a pochi istanti. La macchina entra nella retta delle tribune, accelera e chiude le ali per la partenza. Davanti a tutti c'è Flica che prova a contenere Diva Indal. A destra di questi due c'è Diamond Francis che osserva, mentre in seconda posizione alla corda si mette Fiamma BFC, che ha interpretato perfettamente la partenza. Flica cede il passo all'avanzata di Diva Indal, che si mette al comando dopo un parziale di 14-3 del via. Diamond Francis è già sulle tracce dell'attuale leader Diva Indal, ma non sembra in questo momento intenzionata a dare subito battaglia, e invece no. Ora però dopo 400 metri in 28,4, quando ovviamente l'andatura forse dovrà un attimo abbassarsi, Andrea Farolfi prova a portarsi su Diva Indal, ma il ritmo rimane piuttosto acceso, perché abbiamo l'ultimo parziale in 14,1, ancora 14,5, quindi in qualche modo diventa, se vogliamo, pesante il percorso per le linee esterne di Diamond Francis. In quarta posizione abbiamo Fiamma BFC, mentre si muove dal fondo Cocis MP, che prova a mettersi più vicino al terzetto che guida la corsa. Quando siamo sulla penultima curva e ci stiamo avvicinando al chilometro, si sta marciando forte, si va da 1,10,8, abbiamo 28,4, poi 28,3 e abbiamo ancora un 14,3 per Diva Indal, che veramente se la dà a gambe. Diamond Francis completa il sorpasso di Flica, che non riesce più a seguire la leader. Diva Indal entra nell'ultima curva con ancora un 14,4, siamo alla media di 1,11,1, si va davvero forte. Antonio Di Nardo se la mette tutto sulla velocità, prova a scappare via a metà della curva, ancora una lunghezza su Diamond Francis che si prepara per la retta d'arrivo. Ovviamente Antonio Di Nardo deve incominciare a richiedere la propria allieva, autrice fino adesso di una corsa monster. Diva Indal prova a difendersi, ma Diamond Francis sembra predominante. Diamond Francis, la categoria era probabilmente la differenza di questa corsa. C'è qualche cosa di più, questo cavallo che si è aggiudicato, ma con una corsa davvero clamorosa. 1,11,9 la media al chilometro del vincitore. Davvero tanto merito ad Andrea Farolfi con il suo Diamond Francis, e con lui ovviamente a Walter Zanetti, ma tanti complimenti anche a Diva Indal, che ha reso questa corsa davvero davvero molto impegnativa anche per un campione come Diamond Francis. Quindi ripetiamo: primo il 4, secondo il numero 3, al terzo posto il numero 6 e al quarto il numero 5, concludendo il quinto posto con Fiamma BFC al quinto posto. Quindi complimenti a Diamond Francis, maschio come ho detto prima da 7 anni da Exploit CAF, Andrea Farolfi, Walter Zanetti per la signora la Licata alla proprietà. E chiudiamo qua il collegamento per questa sesta corsa dall'Ippodromo Arcoveggio.